Corto. Corto, corto. Il salotto di Mao. E allora signori e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto, facciamo un applauso sporadico così diciamo un po' di qua, un po' di là, un po' sparso, perché stiamo per cominciare questa puntata del salotto qui dal Lab, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Corto Corto, andremo poi su Radio Flash, ma la cosa importante è che abbiamo artisti ospiti che arrivano insomma da tutta Italia anche questa sera, avremo delle sorprese, delle novità, ci sono stati degli eventi come si usa fare adesso oggi sulla, diciamo, sulle pagine Facebook. Mi devo abbassare Costa, fischia. Fa una cosa live se fischia, capito? È più in diretta. Allora, stasera avremo la possibilità di ascoltare live tra pochissimo un'anteprima, perché so che ci saranno probabilmente anche dei travestimenti, perché arrivano qui Capitan Gruccia e gli spaghetti spezzati. Fate un applauso. Poi avremo una situazione, se non ho capito male, diciamo, è un po' più intima, un po' più intimista, perché verranno a trovarci diciamo, un duo che questa sera si presenta come fossero diciamo, i Kings of Convenience, 2 chitarre, 2 voci, i Mayday. E invece abbiamo già pronto qui sul palco un cantautore che io diciamo così scanzonando arriva dal mare, si potrebbe dire, perché tu arrivi veramente dal mare, beato te, perché arrivi da Varazze se non sbaglio. Esatto, sì. Signori e signori, un benvenuto e un applauso per Edoardo Chiesa. Oh. Allora, tu adesso dici dove è finita la mia chitarra perché stai suonando non la senti, ma adesso No, c'è. è arrivata, adesso è arrivata. Allora, intanto benvenuto qui al salotto, è la prima volta che ci vieni a trovare. Sì, è la prima volta. È la prima Sì, volta. sì, sì. Com'è che sei entrato in contatto attraverso gli streaming, attraverso il passaparola? Attraverso gli streaming alcuni amici me ne hanno parlato bene. Oh, Sono persone che sono venute qui a suonare che ne hanno parlato bene, quindi meno male. mi sono No. interessato, eccetera. Ha detto vediamo un po', ficchiamo il Esatto. naso e noi altrettanto facciamo con quello che diciamo è la tua musica e il tuo lavoro. Tu diciamo sei un cantautore diciamo in stile classico, se posso dire così, un cantautore di quelli che insomma fa tutto da solo, però mischia parole e musica. Sì, solitamente nasce prima la musica, poi arrivano le parole, Ah, ma mi vedi. piace lavorare su entrambe insieme, poi portarle avanti insieme e fonderle in un'unica cosa che poi sono le canzoni che scrivo, sì. Quindi con che cosa entriamo in contatto diciamo con questo tuo lavoro? Qual è il primo brano che hai scelto stasera? Allora, il primo si intitola Se non fossi già stato qui ed è una canzone che fa parte del mio primo disco che è uscito 3 anni fa ormai. È una canzone Spettacolo. dedicata al mare. Canzoni appunto, quindi sull'alternativa. sull'alternativa. Canzoni sull'alternativa, sì. Sull'alternativa, cioè nel senso che pensavo sull'alternativa, no, sull'alternativa. Sulla scelta. Sulla scelta alternativa, attenzione, qua ci casca tu, sulla scelta alternativa. E questo qua era il tuo primo disco di 3 anni fa, poi ne è uscito un altro, ma ne È parliamo, uscito, sì, ne parliamo dopo, quindi cominciamo con questo che è un po' un tuo evergreen. esatto. Mi piace iniziare così, mi sento a casa. Benissimo, e allora cominciamo così con Edoardo Chiesa. All'inizio il bicchiere ti sembra vuoto, se all'inizio del fondo guardi fuori rivolto ad est. Là ci vedi i colori e i fiori, Fabio su un'altalena, le persone che ridono con te. Il rumore del vento cede il passo a un silenzio distante. Puoi sentire le voci che son dentro di te.
non piangi mai, ma resti fermo per un po' a osservare il tuo limite e non ridi mai, nemmeno con l'aiuto di un esperto comico. Poi ti manca l'ossigeno. Avresti bisogno di avere un cane, avresti bisogno di avere una vita normale, avresti bisogno di avere un cane e non avresti niente da raccontare se non fossi già stato in mare, se non fossi già stato qui. Non pensavi di avere poi così tanto spazio davanti per cercare le voci che son dentro di te. Non piangi mai, ma resti fermo per un po' a osservare il tuo limite e non ridi mai, nemmeno con l'aiuto di un esperto comico. Poi ti manca l'ossigeno e non piangi mai, ma resti fermo e non ridi mai, ma resti fermo e non piangi mai, ma resti fermo per un po' a osservare il tuo limite. Grazie. Edoardo Chiesa, qui sei venuto a trovarci al salotto e hai cominciato con questo che è un brano appunto estratto dal tuo primo album, che Canzoni dell'alternativa, hanno detto giusto questo? Sull'alternativa. Lo sapevo, perché poi scrivo a mano, non ci leggo e quindi chiaramente comincio a inventarmi. Canzoni sull'alternativa, questo era il primo, diciamo, tuo lavoro al quale però è seguito, è uscito nel 2018 se non sbaglio, questo che invece ha un titolo, diciamo, che guarda più nel cielo, perché si intitola, se non erro, qui le nuvole si spostano comunque, senza Esatto. virgola, tutto attaccato. Le nuvole si spostano comunque. Io ho detto senza virgola, cioè, comunque. Quindi diciamo questo cos'è? Un album sulle scie chimiche, sulle cose... No, No, quasi. cos'è? È uscito a gennaio, del 2018, la frase che dà il titolo all'album fa parte di una canzone e mi piaceva molto perché io la vedo molto come una sorta di augurio, cioè una sorta di don't worry, be happy. Sì. Cioè le nuvole si spostano comunque, le cose Sì, diciamo vanno comunque avanti, che da una parte... Un po' più giù si direbbe fottetin, Esatto. Ho capito, si spostano comunque. Però è un'immagine chiaramente, come dire, che mette subito, fa pensare a, insomma, a paesaggi anche così più belli, più naturali. Qua a Torino le nuvole non si spostano, diciamo, è difficile, cioè, o sta, diciamo, tutto bianco, di solito sta tutto bianco, quindi vabbè. Quindi ecco, godi di queste nuvole. Questo, il prossimo brano, è la title track del tuo ultimo album? No. Adesso ho buttato così. No, come si chiama la frase? Allora, è una canzone da quest'album e si intitola Dietro al tempo. Dietro al tempo. È una canzone di cui ho fatto il primo video per lanciare il disco, quindi è stato un singolo, diciamo, ed è una canzone che è nata da una domanda, perché io avevo questa musica che mi interessava particolarmente sviluppare, però non avevo il testo di questa canzone, ma mi interessasse che fosse una domanda, così cosa ho fatto? Ho fatto a un mio amico una domanda, gli ho chiesto fammi una domanda, ho scritto a questo mio amico che non vive in Italia, Sì. gli ho scritto via mail e gli ho detto di farmi una domanda, di interrogarmi, e lui... Ma una domanda che voleva lui, non è che gli ha voleva detto la lui, domanda, no, qualsiasi. perché sennò poi dice allora fammi una domanda che vuoi tu su di me, hai capito? E lui ti ha fatto una domanda. In generale. Lui mi ha chiesto che cosa c'è dietro al tempo. Cosa c'è dietro al tempo? Ecco, è uscita fuori questa Il tuo canzone. amico fa filosofia No, si fa- a Friburgo. No. Ah, si fa, bravo lui. E quindi non lo becchi mai, diciamo. Non lo becchi mai. Quindi questo rapporto epistolare, E sei anche ritardatario? sì.
Ah, vedi, quindi qualcosa di autobiografico forse in questa canzone anche c'è, oltre il resto, anche se non te ne sei accorto, no? Adesso diciamo, io sto estrapolando, non lo so, però questo brano si chiama Dietro al tempo ed è stato il tuo primo singolo, qui seguiranno altri, diciamo, però questo è stato il primo singolo estratto da questo tuo nuovo lavoro, Le nuvole si spostano comunque, Edoardo Chiesa, qui al Salotto, prego. Siamo legati da un filo sottile disteso sul mondo, fatto da piccoli gesti intrecciati. Siamo la stessa domanda rivolta alla stessa risposta. Che cosa c'è dietro al tempo? Passi veloci rincorrono, ombre che al sole si allungano, come bastasse inseguirne il ritmo. È tutto quello che sai. Siamo i soldati che abbiamo di guardia sui nostri castelli, fatti di sabbia, bagnati dal sale. Siamo la stessa distanza dal punto che abbiamo lasciato. Che cosa c'è dietro a un sogno? Alberi al sole si allungano, occhi dal basso li inseguono, come bastasse sfiorare il cielo. È tutto quello che sai. È tutto quello che sai. Tutto quello che... Grazie. Edoardo Chiesa, questo era Dietro al tempo, brano estratto da questo tuo ultimo lavoro che appunto abbiamo detto prima si intitola Le nuvole si spostano. Comunque abbiamo sgomberato il campo da diciamo tesi complottiste e quant'altro e abbiamo fatto un po' diciamo anche siamo andati come dire a scoprire qualche retroscena, quindi diciamo tu per ispirarti rompi anche un po' le balle giustamente i tuoi amici, quelli che conosci. Assolutamente. È un classico, quindi hai diciamo la tua base di riferimento che ormai col fatto che ci sono i social puoi averla sparsa un po' in tutto il mondo, diciamo. Hai amici anche in Australia, in luoghi remoti? Ho amici, e poi, perché poi la vita porta qua e là. Ho amici, vabbè, questo ragazzo qua sta a Istanbul. Magari ci segue adesso in streaming. Magari ci segue, uno che ci segue dalla Turchia è una cosa anche particolare. Sì, sì, sì. Quindi vedi che ormai diciamo la vita è così, siamo anche nostro malgrado globalisti, ma stavo parlando di social perché volevo invece dire una cosa importante, cioè chiaramente adesso abbiamo sentito queste canzoni, uno che ti vuole seguire, c'è la pagina Facebook, però quello c'è anche il sito, ci sono delle... Sì, c'è la pagina Facebook, c'è la pagina Instagram. Ah, è quella anche che oggi funziona di oggi più, funziona di più, poi mi dicono così. Visto anche nei gruppi dopo poi ce ne sono alcuni di questi poi infognatissimi che stanno sempre, sì, sono cose importanti, però ormai è così. E poi c'è il sito internet e poi che c'è il è sito più o meno aggiornato, ci sono le date dei concerti, le informazioni su dove poter trovare i dischi. No, infatti eccetera. perché stasera qua non hai portati, ma No, li ho. ce li hai. Allora scusa, lo diciamo anche per quelli che sono qui. Ecco, non li abbiamo tirati fuori, però ce li teniamo qua, no, li teniamo fuori
perché non ho fatto il banchetto, ecco, ok. utilizzavo No, te però per ci sono, se chiedere qualcuno venia, fosse interessato che e lo volesse mettiamo qua acquistarlo. sul bancone, lo mettiamo qua sul bancone. Va bene, adesso che ti ho rovinato un po' l'atmosfera, invece tu che cosa vuoi ricreare? Come ci vuoi ridare un po' un color per pink, così creazione? Allora vi faccio sentire la canzone che apre il disco. Sì. Si intitola Occhi, è una canzone che parla di sguardi, fantasia nei titoli non ne ho molta, Però sei chiaro, diciamo. però sono sei chiaro, chiaro, gli soprattutto occhi, sul non è borderò che- si scrivono È chiaro. velocemente. No, io ti capisco, ti capisco. Allora, la canzone che apre il disco si intitola Occhi e questa sera chiamo un collaboratore, se ha voglia di venire a fare qualche coro, perché io suonavo con questo ragazzo che si chiama Andrea Greco, un applauso, grazie. Oh, benvenuto Andrea, benvenuto. Niente, noi tempo fa avevamo una band insieme, cantavamo, facevamo cose in inglese. Ma tu adesso prenditi pure l'altro microfono, prenditi l'altro microfono Andrea, che Importante, Senti, sono ma un racchettaro, quindi andavo insieme, capito? cantavate. Stesso microfono, da racchettaro. Ah, volete fare una cosa Va così, bene, ma va Mick bene, va Jagger e bene, va Keith bene. Richards. Facciamo professionali. Così se vuoi ti faccio una cosa, così ti dedico un riverbero personalizzato. E voilà, Senti, ok. prima di farti cantare, non pensare di scappare anche tu una domandina delle mie, ma tu diciamo sei qui di Torino, quindi sei rimasto qua oppure pure tu sei venuto a trovarlo? Fammi No, io vedere. sono di Savona, Anche come lui. tu? Però Ah, abito sei da qui. un mese e mezzo qua, Ah, perché però ho una beh. ragazza che va all'università e ci siamo trasferiti qua. Ah, e come ti trovi Quindi, qua? ma va bene, però adesso devo ancora un po' ambientarmi, ma va bene. È chiaro. Questa Però questa ci sono cosa- un po' più opportunità che a Savona rispetto. Però questa cosa del cielo che ti ho detto non te ne sei ancora accorto. Non Qua ancora. la nuvola non si Vabbè, muove. Pensaci, la nuvola qua non si muove, vero? non Un si po'. muove. C'è, è come Fantozzi, sempre qua. Ma Comunque, vabbè, adesso non è per anche da noi in scoraggiarti. questo periodo non è che sia No, tanto meglio, quindi. vabbè, non entriamo nel dettaglio, ma così, adesso abbiamo, è una canzone ambientalista la prossima, no? No, ambientalista no. Non ce l'ho fatta, vabbè, ci ho provato, niente da fare. Abbiamo letto una canzone sugli sguardi, vedi che poi ho seguito, una canzone che si chiama Occhi, Edoardo Chiesa. Sono occhi che guardano il mondo come fosse un acquario. Ogni tanto puliscono i vetri. Altri invece lo vedono sbieco. Sono stati costretti così da quegli occhi che insegnano come si deve guardare. Sono tutti diversi dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Occhi piccoli attenti ai dettagli, concentrati a cercarne i perché, si ritrovano presto stremati a fissare una sfera. Occhi grandi che si aprono al sole e ne accolgono i raggi. Con il tempo rimangono soli e diventano ciechi. Sono tutti diversi dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Sono tutti diversi dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Sono tutti diversi
dai miei sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Ha fatto le... Edoardo Chiesa in questo duetto veramente delizioso. Thank you very much. Adesso io in realtà volevo chiedervi, non so se lo conoscete, MGZ le signore. Sì, ecco, sì. se me lo salutate tanto che non lo vedo, anzi Sì, salutiamo sì, anche pubblicamente un grande artista. Che Artista, adesso, personaggio e... è vero, un personaggio. MGZ le signore, che purtroppo è un po' di tempo che io non vedo più dal vivo, ma credo che lui sia ancora in attività, fa ancora delle cose, no? Fa ancora delle cose, fa tanto DJ set anche. Certo. E non è più, è proprio MGZ adesso. MGZ, io sono rimasto Le agli anni signore 90. lo vedevo. Era una cosa, Esatto. Scusa, ho tirato fuori questa cosa Nantan, però effettivamente ne vale la pena, ecco, ve lo ricordo volentieri. Allora, ti chiederei anche di salutarci a questo punto quello che ti ha consigliato di venire al Salotto. Salutaci tanto questo tuo amico. È Speriamo Thomas Casotto. Ah, Citiswell, se lo pronuncio bene. Era Sì, venuto sì, per era questo. venuto qua, certo. Spero che anche tu ti sia trovato bene, e a questo punto vorrei chiederti con che brano vuoi salutare qua la Zenith Room del Lab e il pubblico, diciamo, del Salotto, così scelto. Allora, io chiudo con la canzone con cui di solito chiudo e dedico a tutti voi, dedico a te, dedico a tutti voi qui, e si intitola Nati Vecchi. È una canzone che chiudeva il mio ultimo disco, a cui tengo molto, e tengo a chiudere i concerti perché mi piace molto questa canzone, la trovo, mi piace, ci sono affezionato. È un Quindi bel augurio anche quello. Esatto. Nati Vecchi. Nati Vecchi, sì. Cioè, chiaro che... E niente, grazie per avermi ospitato, grazie a tutti voi che avete ascoltato con così tanta attenzione. Grazie a te. Guarda. Viaggiavamo con il punk negli auricolari, ma dai finestrini il mare ci sembrava calmo e la scuola era distante, il nostro amore giovane. Non ricordo quasi niente, ma noi non siamo compatibili al successo, bella noi. Non siamo compatibili agli eccessi, insomma siamo nati vecchi. Viaggiavamo con il punk negli auricolari, ma dai finestrini il mare ci sembrava calmo e la scuola era distante, il nostro amore giovane. Non ricordo quasi niente, ma noi non siamo compatibili al successo, bella noi. Non siamo compatibili agli eccessi, insomma siamo nati vecchi. Io che ascolto sempre il blues o musica di gente morta, tu che senza occhiali non distingui le persone in strada, preferiamo un vecchio film o una gita fuori porta che trovarci a bere al bar. Che noi non siamo compatibili al successo, bella noi. Non siamo compatibili agli eccessi, insomma siamo nati vecchi. Ma noi non siamo compatibili al successo, bella noi. Non siamo compatibili agli eccessi, insomma siamo nati vecchi noi. Che
e risaldiamo le scale in ascensore, non usciamo quando piove, noi non siamo compatibili agli eccessi, insomma siamo nati vecchi. Grazie a tutti ancora e buona continuazione di serata, grazie. Grazie a Edoardo Chiesa. Adesso facciamo un brevissimo cambio palco e tra poco ci saranno qui Mayday a Frappè.